Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra amata squadra. Andiamo al video. L'allenatore rossoblù, Fabio Pisacane, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli, prima giornata della 30ª giornata di Serie A, in programma venerdì 20. Ricominciare da capo. Fin da subito, sia io che la squadra ci siamo resi conto che non avevamo giocato al meglio. Abbiamo giocato male in ogni aspetto e sprecato un'occasione cruciale. Sentivamo molta fiducia in noi stessi da parte di tutti, soprattutto dei nostri tifosi. Per questo siamo profondamente delusi da quanto accaduto a Pisa. Voglia di rivendicarsi. Abbiamo avuto solo pochi giorni per prepararci a questa partita, ma veniamo da una prestazione molto negativa. Immagino che i ragazzi siano desiderosi di riscatto e non vedano l'ora di scendere in campo. Non è un caso che siano stati loro a chiedermi di anticipare di un giorno l'inizio della preparazione precampionato. Sentivano la pressione del momento, capivano che solo restando uniti possiamo migliorare. Il Napoli è una grande squadra nel nostro campionato, che lotta per le posizioni di vertice. E sappiamo benissimo che questa non è una partita come le altre. La sfida contro il Napoli. Il Napoli ha una rosa profonda, piena di campioni. Anche senza alcuni dei suoi giocatori chiave, ha conquistato punti e ottenuto vittorie. Indipendentemente da chi gioca, il nostro atteggiamento può avere un impatto enorme sull'esito della partita, come è successo contro Roma, Juventus e lo stesso Napoli, sia all'andata del campionato, quando abbiamo perso la partita negli ultimi 15 secondi, sia in Coppa Italia, dove siamo andati ai rigori. In tutte queste occasioni abbiamo dimostrato grinta, spirito combattivo e qualità che non si sono viste a Pisa. Le nostre recenti partite contro il Napoli hanno dimostrato che contro una squadra come questa non ci si può permettere il minimo errore, sono pronti ad approfittarne. Le opzioni. A parte Belotti, Felici e, ovviamente, Idrissi, abbiamo recuperato quasi tutti. Manca solo Borrelli, che continua il suo allenamento individualizzato. L'Iteta ha subito un colpo alla caviglia, che verrà valutato. De Iola ha avuto una settimana in più di allenamento, così come Mazzitelli. Alessandro torna dopo una lunga assenza di circa 3 mesi. La sua posizione da titolare? Questa è una di quelle domande che lascio per ultima. Gaetano è un giocatore che ti permette di creare azioni, soprattutto sotto pressione. Non mi ha dato fastidio in certe situazioni contro il Pisa, avrebbe potuto fare meglio in altre, ma non bisogna dimenticare che anche lui rientrava dopo diverse partite. Chi giocherà a sinistra? Rodriguez può giocare in quella posizione, ma dipende dalla struttura che adotteremo sia in fase di non possesso che in fase di possesso. Palestra ha giocato in quella posizione in passato, anche all'Atalanta. Non è un caso che sia stato scelto per la sua versatilità, può giocare su entrambe le fasce. La giusta mentalità. C'è forse un problema nel nostro approccio alle partite? Le partite durano 100 minuti. Non si tratta solo di quello che fai nei primi 15. Questa squadra ha subito 11 gol in 4 partite contro Genoa e Pisa, sia in casa che in trasferta. Allo stesso tempo, non ha subito gol in 6 partite, di cui 4 contro Juventus, Roma, Como e Lazio. Questi ragazzi, nonostante le numerose assenze che hanno segnato la nostra stagione, non hanno mai cercato scuse, non si sono mai lamentati. Sono sempre rimasti fedeli ai loro principi, sacrificandosi l'uno per l'altro e lottando sempre. Sui singoli giocatori. Esposito? È importante per noi, la sua assenza a Pisa si è fatta sentire. È un giocatore moderno, ha un grande spirito di sacrificio, anche quando non gli viene chiesto, è sempre pronto a fare quello sforzo in più per aiutare il compagno. È un giocatore tecnico, tatticamente può offrire molte soluzioni, più di quelle che gli diamo noi. È lui che cerca di trovare la posizione giusta in campo in base al gioco e ai suoi momenti. Semi. Sta osservando il Ramadan. Questo potrebbe aver influito sulla sua prestazione. Dobbiamo bilanciare le energie in squadra. Folorunsho ha avuto un fastidio al ginocchio a Pisa, dove ha subito il suo ultimo infortunio, nello stesso periodo in cui anche Adopo era a terra dopo un colpo alla coscia. All'intervallo tolto Adopo, Folorunsho ha detto che era disponibile a continuare in campo. Volevamo provare a coprire lo spazio, cosa che alla fine non siamo riusciti a fare, anche per via del suo fisico. Si sentiva in colpa per il secondo gol, anche se in realtà è stato un errore generale. Non voleva abbandonare la squadra in quel momento.
anche se a volte una sana dose di egoismo può essere più utile per tutti. Questa settimana si è allenato regolarmente. Qual è la tua opinione, tifoso? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!